Ciao a tutti, sono Ernestina della Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo nella rubrica Eccellenze Dolomitiche. Oggi in questa rubrica voglio presentarvi alla regina delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo. Cortina si trova nelle Dolomiti, questa straordinaria catena montuosa delle Alpi orientali che è diventata patrimonio UNESCO. Conta con cime che raggiungono i 3000 metri e alcune delle più note sono le Tofane, il Monte Cristallo, le Cinque Torri, le Tre Cime di Lavaredo, l'Antelao, la Marmolada e il Pelmo, tra tanti altre. Ma la storia delle montagne delle Dolomiti inizia 70 milioni di anni fa, quando questa incredibile catena montuosa emerge. Il primo a studiare in profondità sarà un naturalista francese, Théodore Dolomieu, da chi oggi prende il nome. Darà il nome anche al tipo di roccia in questo territorio, battezzandola Dolomia. Ed è questo minerale a donare la tonalità chiara che tanto distingue le montagne delle Dolomiti, tanto da essere note come i Monti Pallidi. Le Dolomiti rappresentano un fantastico tesoro geologico, regalando al paesaggio una bellezza inegualabile. E iniziamo la scoperta di questo territorio dalla regina delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo. È un simbolo della regione e sinonimo di orgoglio a livello internazionale. Cortina è una bellissima località in provincia di Belluno, nel cuore delle Dolomiti Veneti, in un'ampia conca circondata da alte vette che le fanno da stupenda cornice. È una delle località di montagna più famose e visitate del mondo, grazie non solo alla bellezza e fascino del suo paesaggio, ma anche alle tante attività sportive che offre. La bella Cortina d'Ampezzo è una meta di eccellenza per chi ama la montagna e la natura. Le straordinarie montagne della regina delle Dolomiti vengono riconosciute tra le montagne più belle del mondo e non solo da migliaia di turisti, ma anche dall'UNESCO, la quale nel 2006 ha inserito alle Dolomiti nel famoso elenco mondiale del patrimonio naturale dell'umanità per la loro imponente bellezza. Le montagne di Cortina vengono anche tutelate dal Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, nel quale troveremo una biodiversità di fauna e flora particolarmente ricca e affascinante. Possiamo trovare anche molti rifugi alpini che sono luoghi di incontro e di sosta unici in montagna. Da lì, se guardiamo le montagne delle Dolomiti, possiamo ammirare un evento unico. Sia all'alba che al tramonto succede qualcosa di magico nelle Dolomiti. Per qualche istante, quel colore bianco unico al mondo delle montagne cambia e diviene rosa. Questo fenomeno si chiama enrosadira. Ma perché diventano rosse montagne? La Dolomia prende un colore dal rosato al rosso intenso grazie alle diverse posizioni del Sole durante l'anno e alle condizioni dell'atmosfera. È da lì che la bianca montagna diventa rosa. L'enrosadira e tante altre meraviglie sono parte del ricco patrimonio di questo territorio. È anche un simbolo di orgoglio come Cortina, la regina delle Dolomiti. E adesso sentiremo la voce di Alex Luisotto, parte del team di Cortina Marketing, che è l'ente ufficiale di promozione di questa bellissima località e che ci racconterà perché Cortina è la regina delle Dolomiti. Ciao Alex, ti sentiamo! Buongiorno Ernestina e buongiorno a tutti i bellunesi del mondo. Siamo qui nel centro di Cortina d'Ampezzo, la regina delle Dolomiti. Il centro di Cortina d'Ampezzo può essere definito come il centro commerciale delle Dolomiti in quanto è il più grande, con oltre 300 tipologie di negozi che vanno dall'alta moda ai negozi sportivi, ai negozi di souvenir e a un po' tipologie di prodotti che vanno bene un po' per tutti, per varie tipologie di target. Cortina è definita la regina delle Dolomiti perché è la destinazione turistica più importante sia a livello nazionale che internazionale e definita regina perché la corona di splendide montagne che la circondano fanno proprio la forma di una corona, appunto la corona della regina.
ma inizia a essere famosa come destinazione turistica a fine del 1800 con le prime nobili inglesi che vengono a scalare le cime dolomitiche, per poi diventare, diciamo, una cricca dove si ritrovavano i nobili e passavano le estati. Infatti inizialmente era principalmente turismo estivo, fino al 1933, quando viene fondata la prima scuola sci d'Italia riconosciuta dalla FISI e nasce, diciamo, il turismo invernale. Cortina quindi inizia ad affermarsi anche come destinazione turistica invernale, per esplodere poi nel 1956 e attraverso le prime Olimpiadi mostrate in televisione in tutto il mondo, e diventa una destinazione con un turismo di massa sempre comunque sostenibile, però famosa a livello internazionale. Grazie Alex, è sempre un piacere rivedere Cortina, e anche già spenti i rumori e i suoni del carnevale nelle Dolomiti, che, come abbiamo visto nella puntata scorsa, sono pieni di allegria della gente, musica e balli popolari, maschere e costumi antichi che raccontano le tradizioni del paese. Adesso vi invito ad ascoltare un altro rumore. Preparatevi e dimmi se riuscite a riconoscerlo. Siete pronti? Ecco sì, sono le frecce tricolore che in questi giorni hanno sorvolato Cortina e hanno tinto il cielo dolomitico con i colori della bandiera italiana per salutare i mondiali di sci alpino che si stanno svolgendo questi giorni a Cortina d'Ampezzo, già che un evento così importante non poteva trovare una location migliore. Non è la prima occasione che Cortina diviene sede di importanti gare e eventi sportivi internazionali. Cortina d'Ampezzo, oltre a essere una destinazione turistica d'eccellenza, è il luogo preferito per numerosi eventi sportivi, come per esempio la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, sci nordico e la Coppa del Mondo di snowboard, fra tanti altri. Ma il passato olimpico di Cortina inizia nel 1956, in occasione delle Olimpiadi invernali, e lì i Giochi Olimpici sono trasmessi in diretta televisiva per la prima volta in Italia. Quest'anno Cortina è stata nuovamente sede di un importante evento internazionale, i Mondiali di sci alpino. Dal 7 al 21 febbraio, nella straordinaria cornice di Cortina d'Ampezzo, 600 atleti da 70 nazioni si contendono circa 13 titoli mondiali. La neve e l'azione sono ingredienti fondamentali di questi mondiali, e gli atleti e tifosi si uniscono in un'atmosfera di passione e entusiasmo. Ma Cortina sa essere anche la perfetta destinazione di ogni tipo di avventura, come quelle con protagonista l'agente 007 o Bond, James Bond. L'agente segreto più famoso del cinema non poteva perdere l'occasione di fare un salto nel trampolino olimpico Italia, uno dei simboli più celebri della Cortina olimpica e anche di questi mondiali di sci alpino 2021. Questa località sciistica però non è solo sport, rappresenta anche una meta d'eccellenza per tutti quelli che amano le montagne e il suo paesaggio mozzafiato e il divertimento. Come ci aveva anticipato Alex Luisotto di Cortina Marketing, questa località alpina viene considerata il centro commerciale delle Dolomiti, con tanti negozi di marchi internazionali, con prodotti eleganti e di qualità, e dove si può apprezzare il meglio dell'artigianato locale. L'offerta turistica di Cortina, dal fine del 1800, offre un'esperienza unica, grazie alla qualità dei negozi, alberghi e ristoranti. Sentiamo nuovamente Alex, che ci racconta perché i turisti scelgono Cortina. I turisti che vengono a Cortina vengono soprattutto per fare un turismo estivo, quindi vie ferrate, camminate, arrampicate, bicicletta d'estate, e d'inverno appunto ciaspolate, sci d'alpinismo e soprattutto sci alpino. Sci alpino che quest'anno del 2021 vede, diciamo, la massima visibilità a livello internazionale grazie ai campionati del mondo del 2021.
Campionati del mondo che sono arrivati dopo un percorso lungo, diciamo impegnativo, e che ha portato Cortina nuovamente sul palcoscenico mondiale. Qui alle nostre spalle abbiamo le Tofane, che sono le montagne simbolo di Cortina insieme alle Cinque Torri, dove si svolgono principalmente tutte le gare di Coppa del Mondo. Grazie mille Alex, Cortina è davvero affascinante e, come potete vedere, cari amici ascoltatori di Radio AVM, Voce delle Dolomiti, Cortina non è solo neve e sci, ma anche tanta storia e cultura. Questa località ci permette di scoprirla tramite la sua gente, l'artigianato locale e i sapori tipici della tradizione. Le meraviglie della Valle Ampezzana sono presenti anche nella cucina tradizionale di Cortina, come i chenedi, i canederli all'ampezzana, gustose palle di pane grattato, ripiene di speck, spinaci, lardo o formaggio e serviti in delizioso brodo caldo o con burro fuso. Poi non possono mancare i canzuzzei, che sono dei ravioli a mezzaluna ripiene di patata o rapa rosa. Un classico della cucina veneta come la polenta, il pastin e il riso e vise sono certamente presenti a Cortina. Per il dolce possiamo degustare una fetta di torta di mele o di ricotta, mentre i frutti di bosco sono anche un ingrediente tipico. C'è spazio per tutti a Cortina, anche per le famiglie, le quali possono scegliere diversi itinerari come escursioni in montagna o visitare e degustare prodotti locali negli agriturismi e nelle malghe. Cortina è magnifica e non ci basterebbe un solo programma per scoprirla tutta. Amici, oggi il nostro programma di Eccellenze Dolomitiche finisce qui, ma nella speranza di poter tornare presto in questa meravigliosa località di Cortina d'Ampezzo per continuare a scoprirla insieme. Intanto vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio.